Buonasera. Rieccoci qui presso gli studi di Bella Radio TV in compagnia di Benny D'Alessandro e Gianni Sorrentino. Rieccoci qui, finalmente. Dopo tanto tempo, rieccoci qui. Una trasmissione, diciamo, ideata dal nostro carissimo Maurizio Sorrentino, andiamo a salutare. Che è anche il mio manager. Sicuramente, anche il mio. Allora, intanto io... Buonasera a tutti, questo l'abbiamo detto, perché sono in tanti stasera collegati. Naturalmente ci state guardando direttamente da casa, dalla vostra bellissima televisione, sul canale 75 del digitale terrestre. Ci potete seguire anche su Radio F 103.7 o in DAB blocco 10C. E naturalmente ci potete seguire anche su streaming, sempre scaricando le nostre applicazioni Radio Bella TV, anche su Facebook, su YouTube e su Instagram e anche su TikTok. TikTok, quello non può mancare. Naturalmente salutiamo tutto lo staff di Bella Radio TV, Sonny, Franco, Milena, Mary e tutti i componenti da Gianni Sorrentino e Benny D'Alessandro, e tutti i componenti, tutti coloro che fanno parte di questa bellissima emittente e naturalmente fanno parte dello staff, e noi salutiamo e ringraziamo sempre a loro per essere qui, giusto? Salutiamo anche il maestro Ignazio Caracausi, perché ricordiamo che noi ci troviamo dietro le quinte Flash Music del grande maestro Ignazio Caracausi. Vabbè, abbiamo detto il tutto, poi faremo anche dei saluti, che quello non mancano, ci mancherebbe altro. Intanto salutiamo tutti coloro da casa, quello sicuro. Poi piano piano saluteremo tutti. Aspetta, intanto salutiamo comunque sempre tutti coloro, a parte chi stanno seguendo da casa, gli ammalati, augurando una pronta guarigione e anche un saluto particolare a tutti gli ospiti dello Stato, augurando una presta e pronta libertà. Va bene, possiamo partire? Tu, non so. Possiamo partire. Partire dove? A Catania, a Roma, a Milano? Allora, che ci stai preparando tutti bene? Intanto presentiamo stasera, facciamo i 2 vedere. brani. Questo è il primo CD. Possiamo fare un primo piano, per favore? Questo è il primo CD di Gianni Sorrentino, questo è un primo CD fatto alla Flash Music del maestro Ignazio Caracausi, un CD veramente tantissime bello, belle canzoni, tantissime belle, proprio io l'ho ascoltata, alziamolo poco, io ho ascoltato tante di questi brani veramente, che poi comunque andiamo a... come si chiama il CD? Un salto tra le note, dove ci sono canzoni belle. Giriamolo intanto, ci sono canzoni belle, possiamo dire qualcuna? Non so, a casaccio. Ci sono 3 nuove canzoni che abbiamo registrato qui alla Flash Music. Certo, dal maestro Ignazio non si può perdere. Poi ci sono i miei vecchi, alcune cover e tutto quanto. Qualche cover come questa, una discoteca al mare che è bellissima. Poi naturalmente andiamo a precisare, c'è qualche altro, diciamo, c'è Caro Papà, che questa l'ho ascoltata. Caro Papà, Batte forte il mio cuore. Una discoteca Queste al mare. canzoni le trovate su YouTube. Bella, complimenti. Allora, stasera facciamo qualcuna, no? Dico qualcuna, 1, 2 o ne facciamo 8? Le facciamo tutte. Va bene, allora intanto andiamo a presentare subito il primo ospite della serata. Ricordiamo che questo programma è stato ideato dal nostro grandissimo amico, manager, fratellone, partiamo con lui, no, due, Maurizio Sorrentino, che ha voluto fortemente questa cosa. Io penso che un applauso lo facciamo noi perché lui è grande. Allora io farei partire Gianni Sorrentino con 2 brani. Se siamo da regia prontissimi, facciamo i titoli o facciamo a sorpresa? Esattamente, Batte forte il mio cuore. Per voi queste Gianni... canzoni le trovate su YouTube e niente. Per voi Gianni Sorrentino, vai! Facemmo finta di niente, non è successo niente, perché il nostro amore è magico. Ma nessuno può formare, a spina nessuno può staccare. Abbracciamo una ponta
La gelosia fa male nell'anima e nel cuore, se tu mi vuoi bene mi credere. Io sono attesa, ci guarda e nessuno ci può far piccicare. Abbracciami un poco, non lasciarmi adesso, dammi un vaso proprio come sai fare tu. Fammi ancora respiro e chiudi il mio cuore a trappole socchie tue. Esattamente un anno e mezzo fa ci incontrato qua, ero più bello di compagnia tua. Cantato da guarda e proprio qua mi facesse innamorare. Esattamente un anno e mezzo fa io dove sai qua, sotto la luna stella che stasera. E sei più bella così che ho femmina, e mi piace gelosa come si. Mai guardata a nessuno rompete, tu sei unica e solo fatta per me. Non si è mai messa a perdere a te. Esattamente un anno e mezzo fa io te la sai qua, con un appuntamento di mano io e te. Esattamente un anno e mezzo fa io dove sai qua, sotto la luna stella che stasera. E sei più bella così che ho femmina, e mi piace gelosa come si. Mai guardata a nessuno rompete, tu sei unica e solo fatta per me. Non si è mai messa a perdere a te. Esattamente un anno e mezzo fa io te la sai qua, con un appuntamento di mano io e te. Ma io quando mi poi cosa materia, è vero a camminare. Ah, io non da banana, non ne io con Coca-Cola era. Anche pesciò. Anche come pesciò, pesciò. Io mi ricordo allora, quello 99, 92. Io voglio uscire insieme a te, quanta volta giochi se tu mi hai detto di no. Ecco quanta messaggi ho mandato a te. Potuto convincere.
mica a fare. Io non so se diciamo c'ero messo qua, lo ascoltavo lui proprio. Ero col papà e veramente scioccati perché ripeto, per me è una bellissima voce Gianni Sorrentino. Grazie. A me piace molto, è un ragazzo umile, gentile, generoso, educato e soprattutto con la testa a posto, i piedi per terra e così si va lontano. Io lo dico sempre perché lui è un ragazzo che ha veramente delle potenzialità che mi piacciono. Poi vedremo. Va bene, allora chiamiamo subito noi il secondo ospite, perché abbiamo tanti saluti da fare, Tanti saluti. Dopo l'ospite che facciamo cantare, poi facciamo qualche salutino perché salutino. sì, perché sono in tanti, io penso che non ce la facciamo tutti. Quindi diciamo, intanto mandiamo un saluto a tutti coloro che ci stanno martellando tra telefonate e messaggi, però gioia mia, io non posso perché ci vorrebbe qua altra un'ora e mezza di puntata per fare saluti eccetera eccetera eccetera. Intanto maestro, noi salutiamo Laura Bologna e tutta la famiglia, naturalmente anche quella del maestro di Caracausi. Tutta la famiglia è completo, Bologna e Caracausi, va bene? Andiamo a salutare, mandiamo un forte bacio. Quello sì. Poi piano piano ora facciamo anche altri saluti che sono molto assai. Va bene, andiamo a presentare un altro ragazzino che veramente anche lui è bravo, perché io l'ho sentito cantare qualche volta e non ho mai avuto il piacere di presentarlo. Questa è la prima volta, veramente a me fa piacere perché quando c'è gente che sanno cantare e poi sono anche bravi è un piacere veramente, perché per noi, come si vuol dire, noi siamo contenti perché la musica è vita, quindi la musica sì, ma la musica è vita, perché la musica è bella anche da ascoltare, non solo da cantare, perché io ascolto pure musica, quindi va bene. Allora io, se lo possiamo chiamarlo, lo chiamiamo subito. Per noi e per voi Andrea Neri. Ciao Andrea. Buonasera. Come stai intanto? Bene. Un po' emozionato. Dietro le quinte c'è la mamma e un po' emozionato. Vabbè, non ti preoccupare, ci siamo noi. Allora, io intanto hai qualche saluto da fare? Saluto ai miei nonni che mi guardano la casa, i miei fratelli e i miei zii. E tutti coloro che ci seguono, che Sì. sicuramente Io intanto vado a salutare saranno in alla sua mamma e a suo padre. Mi posso associare pure io a questi saluti? Ok, benissimo. Allora, che ci hai preparato di bello? Non so. I miei due inediti. Diciamo i titoli o facciamo a sorpresa? sorpresa. A sorpresa, allora per noi e per voi? Andrea Neri. E mi emoziona vedere, fermato proprio cannanzarmi. Bella con gli occhi di mare, capelli di sole e sei una favola. Non puoi immaginare come mi spazzo cuore, perché sei speciale e brucio come il fuoco. Tu dentro a me, voglio sapere come succede per te. Mi sono talmente innamorato, voglio a te. Dovrei che io stasera esci insieme a me. Voglio sentire manatoio, se ti porti in da mia, pure un po' motorino se ti va. Mi sono talmente innamorato, sì per me. Tutti i pensieri che mi faccio davanti. Se guardo in occhi stocchi, vengo scritto un amore. Ogni guaglione sono una vece. Mi piaci da morire, tu sei solo mia. Non c'è sta nessuno che mi picchia così. Mi sono talmente innamorato, voglio a te. Non ti giocare, sei già bello come ti facci con me. Sei nata cosa tu per me, ma ci sto pazzo solo per te. Con me per sempre signore, mi piace, ti voglio, tu sei magica. Non puoi immaginare come mi spazzo cuore, perché sei speciale e brucio come il fuoco. Tu dentro a me, voglio sapere come succede per te. Mi sono talmente innamorato, voglio a te. Dovrei che io stasera esci insieme a me. Voglio sentire manatoio, se ti porti in da mia, pure un po' motorino se ti va. Mi sono talmente innamorato, sì per me. Tutti i pensieri
Andiamo col prossimo brano. L'amore è uno. Nessuno della rizzo che mi pare una bambola. Una stelle che sta la sera, un su più belle te, come vera. Nessuna notata che mai quanto si duce e carella tu. Quando mi baci mi sento volare, sognare l'amore. Mi sento paradiso con te. L'amore è uno solamente quando ti prende il cuore, ti già innamorato come è successo a noi. Decido già contento, leggendo un messaggio, mi sento buona quando mi scrivi tu. Quando mi chiami amore, quando vuole cagare, ti consuma perché paga. L'amore è uno solamente, e se ti piglio cuore, non esiste più nessuno come te. Mai sentimi lo brivido. Giuro che la prima volta che sento sapore nella bocca e non voglio uno piccerello come te. L'amore è uno solamente quando ti prende il cuore, ti già innamorato come è successo a noi. Decido già contento, leggendo un messaggio, mi sento buona quando mi scrivi tu. Quando mi chiami amore, pago pure cagava, ti consuma perché paga. L'amore è uno solamente, e se ti piglio cuore, non esiste più nessuno come te. Quando mi chiami amore, pago pure cagava, ti consuma perché paga. L'amore è uno solamente, e se ti piglio cuore, non esiste più nessuno come te. Bravissimo, bravissimo. Complimenti veramente. Io ti guardavo, si vede che è emozionato. Però Bellissime bravo. canzoni. La mamma era soddisfatta e contenta, abbiamo visto dietro le quinte. Vabbè Gianni, io veramente sono onoratissimo che sei venuto qui. Ci vedremo anche prossimamente, che noi faremo tante puntate, ma ce le possiamo annunciare. Abbiamo 5, 6, 7, 8, 10, non so, quando ne stiamo non ne andiamo. Pure mille. Diciamo, bravo, vi dico, noi siamo qui, abbiamo preso 5 puntate, poi se ne facciamo 4, poi se ne facciamo 8, 10, 12. Dico un modo di dire, maestro, mannaggia la miseria. Maestro, abbiamo preso 4, 5 puntate, mannaggia la miseria. Possiamo farne 7, 8, 10, 12, un mese, che ne sai? Si può occupare, noi siamo di casa qui, vero? Naturalmente si scherza. Abbiamo qua un 5, 6, 7, 8, 9, non lo so. Qualche 7 puntate sono sicuro. Sempre organizzate dal grande Maurizio Sorrentino, un fratello mio, nostro, che è una persona cordiale, distinta e seria. O sbaglio? Non sbaglio mai. Allora, per me è stato veramente un piacere averti qui. Un altro qualche saluto finale, un tocco, diciamo, A tutta la mia famiglia. Ci associamo. Grazie a Andrea Neri. Va bene, il microfono a lui. Grazie. Allora, Gioia, è arrivato di presentare un altro. Intanto Dimmi tutto. vado a fare tantissimi auguri a mio fratello Mirko, che oggi compie 26 anni. Ma compare! Che ne sai?
Ti mando il messaggio dopo, Gioia. Auguri, quanti anni sono? 26. Ti sei fatto vecchio. Auguri, Un bacio. Rita, un bacio, il mio compare alla Rita proprio. Auguri, non lo sapevo. Aspetta, ha fatto il compleanno oggi mio nipote pure. Giovanni. Il figlio di mia sorella Giovanni, che facciamo anche auguri. Facciamo a tutti auguri a Giovanni e auguri a Mirko. Allora, adesso dobbiamo andare avanti, poi. No. Chiamiamo l'artista, perché poi abbiamo. No. Ok, vai. No, neanche. Max. Allora, chiamiamo questo artista, dopo lui, che verremo nuovamente Sorrentino, facciamo i saluti dopo questo artista che canta, noi facciamo poi i saluti, che sono arrivati tanti saluti. Allora, adesso dobbiamo presentare questo ragazzo che Molto bravo, ho sentito alcune canzoni su YouTube. mi dice a me molto bravo, ci ho messo io nei canzoni. Se non era bravo non lo mettevo. Automaticamente è bravissimo, non è bravo, è bravissimo. E stiamo parlando del grande Max Valenza, vai, piccolo ma grande. Buonasera a tutti. Salutiamo, io posso fare un saluto a tua sorella, a tuo fratello, che li voglio bene, che però non mi mettono mi piace su TikTok, quindi sono monelli, naturalmente anche ai tuoi genitori. Vai. Volevo salutare tutta la mia famiglia, a Rosy Mulè, al mio maestro di canto Gino Sandrelli e a Francesco Di Lorenzo. Ci associamo a tutti questi saluti. Poi cantiamo, ma dico, non so. Il mio nome inedito, cantiamo e poi. Dove è stato fatto questo inedito? Perché alla Flash Music. Io sono curioso perché non so, voglio proprio alla Flash sentire. Music. Da Ignazio Caracao. Dal Ignazio Caracao non mi piace, sto una mace, dal maestro. Se dicevo maestro c'è un M, vuol dire quanto è un palazzo. Dal maestro Ignazio Caracao, giusto o sbaglio? Quindi dobbiamo. È timido. È timido guaglione, mannaggia, è timido però un bel ragazzino, dai, è monello, che fa timido, è monello. Lo so nascere, quindi. Va bene, allora io vi lascio con Max Valenza. Allora, il primo brano era? Il mio nome inedito. Secondo? È una semplice storia d'amore. Per noi e per voi, bravissimo. Max Valenza, vai! Chiama ancora, tra non resto abbasciatute. Sarà una magica serata, si sta canzone, l'ora cantano con me. Oh cuore, sbatte più forte mentre batte 100 all'ora, per dirti che questa musica è parole. Ma quante brividi sta gente fa sagni, sono tutta vita.
stavo con te, posso capire. Si fornisce una storia, si può pure morire. È finita una semplice storia d'amore. Trovare il motivo qual è. Io ti lascio e non sento più dolore nel Mi cuore. dispiace davvero che piangi per me. Sto parlando a mezz'ora che non trovo parole. Potevo dire la basta e venuto stasera. Forse questa non era la storia d'amore. Volevo baciarti e sognare con te. Io non ero gelosa quando nascivo tu Quando sola. ti trovavo era uguale per me. Scusa se la mia mente vince ancora sul cuore. Ma in un vecchio futuro si sto insieme con te. Bravissimo. Questo a lei, questo mettiamolo qui. Mettiamoci niente, proprio alla grande, come sempre, bravissimissimo, un po' emozionato. Ricordiamo che ha cantato live, giusto? Sì. Bellissima canzone e soprattutto bella interpretazione. Maestro, ma io a posto qui? Ok, va bene. Qualche saluto finale, Gioia? E a mio nonno. Ci associamo al tuo associamo. nonno e a tutti quelli da casa che ti stanno seguendo. C'è tutta la Mesimeri, Palermo, Mesimeri, Bagheria, tutti collegati. Quindi salutiamo tutti coloro che ci state Guardando. seguendo da casa. O guardando la stessa cosa. Dai vostri salottini. Va bene, io invece vado a salutare tutta la famiglia Sorrentino a completo. Va bene, Gioia, alla prossima e complimenti. Per noi avete ascoltato la voce di Max Valenza. Va bene, ciao Gioia. Allora, adesso facciamo un pochettino di saluti perché dico sono tanti. Arrivavano le chiamate. Allora, il primo di tutti non potevo non farlo. Tutta la famiglia Mazzaranes al completo, mio compare Giuseppe e tutta la famiglia, lo zio Totò, la moglie e tutta la famiglia Mazzaranes al completo. Poi, Mi associo. naturalmente mio compare Giuseppe Mazzaranes va a salutare la sorella Rita e io qui mi associo mandando Anch'io. un abbraccio grande a lei e naturalmente a tutti gli ospiti dello Stato. Mi associo. Poi sempre mio compare Giuseppe saluta i cugini Samuele Mazzaranes, Salvo Mazzaranes e al cognato Giosuè e tutti gli ospiti dello Stato. Mi E io associo. saluto in particolare Rita e tutta la famiglia Mazzaranes e tutti gli ospiti dello Stato, va bene? Un bacio associo. da Beni D'Alessandro E da Gianni Sorrentino. da Gianni Sorrentino. Poi andiamo a salutare Giuseppe D'Amico, mio compare. Giuseppe D'Amico ci sta guardando. Ciao Peppuccio, ti voglio bene. Bacio. Poi salutiamo Fabio Treppiedi e tutti i miei amici qua che sono veramente, raga, io non lo so. Mi associo. 3.000 a tutti. Mua, un bacio. Ma quando si siete in tanti, Rizzo, Fabio Treppiedi, D'Amico, Giuseppe, Totò, Salutiamo a tutti, Manuele, salutiamo a tutti. Giamma, Paolo, va bene, un bacio a tutti, vi voglio bene. Poi facciamo altri saluti dopo perché se ne sono tanti. Salutiamo la famiglia Batalamenti di Brancaccio e salutiamo la famiglia Lupo di Brancaccio. Mi associo. Naturalmente tutto il mio quartiere a completo e tutti i quartieri in generale di Palermo, in particolare lo Zen che ci stanno seguendo tanti amici nostri, anche parenti sono tanti, e tutta la Ballarò. Un E bacio. tutti i quartieri di Palermo, tutti in generale, va bene? Allora, poi dopodiché vi faccio ascoltare nuovamente la voce di Gianni Sorrentino che non so cosa ha preparato perché è imprevedibile. Io ho preparato un brano che sta ma perché allora non me lo uscendo dici? Io lo so. da poco, intitolato I miei nonni. Questa canzone è dedicata a tutti i miei nonni, da parte di mia madre e da parte di mio padre. Io vado a salutare
E soprattutto a mia nonna che è venuta a mancare da poco. Questo mi è dispiaciuto tanto, questa situazione veramente è stata una situazione brutta. Io mi trovavo a fare allenamento, tu lo sai, io Sì. facevo, e mi è arrivata la telefonata da papà, e mi ha detto questa cosa, ci sono rimasto molto male. Vabbè, Giovanni, io vado a salutare Anna Maria, Anna, un'altra Anna, Ilaria, Michele e tutta la bella Mi associo. compagnia. Va bene, a Roberto, Alessio, a tutti, va Mi bene? associo, Alessio. Va bene, poi salutiamo Yolanda, Giovanna, Margherita, Isabella, mia madre pure. C'è Un bacio da poi Giorni c'è anche mia madre e mio padre che fra poco. Tutta dovrà la fare famiglia il di Benire Alessandro. e Sorrentino al completo, va bene. Vabbè, allora io lascio con la voce del bravissimo Giorgio Sorrentino, non so cosa ho preparato, lo diciamo o facciamo sorpresa? A sorpresa. Questa canzone era vabbè, quello lo è sappiamo. un'altra sorpresa. Un'altra sorpresa, mannaggia, se non è che sono vecchio. Magari sono stolido, no, non l'ha detto. Per noi, per voi, bravissimo Gianni Sorrentino. Ricordo so poco, ma sotto c'è carnale, due figure importanti che mi mancano tanto. Non ho potuto più piacere, quello più coccolato, stivo sempre con voi e quanti caramelle amaccattavo a me. Non ci stanno più, troppo impresso, soffocato con Gesù. Mi mancate da morire, voi volesse più vicino, tutti gli ore invece non ci sta. Oh, pena che tu hai voluto a me, ma resto bene chiuso dentro me. E poi canto sta canzone, questa voce, sta passione, la speranza che in paradiso può arrivare. No, ma no, come mancate. Sono crescendo in tuo amore, io vi porto per sempre, dentro i giorni più belli, io vi sento vicino, crescerò di questi ricordi, stampati nella mia mente, eppure i miei figli, io ci parlerò di voi, eppure loro vanno a non ci stanno più, troppo impresso, soffocato con Gesù. Mi mancate da morire, voi volesse più vicino, tutti gli ore invece non ci sta. Oh, pena che tu hai voluto a me, ma resto bene chiuso dentro me. E poi canto sta canzone, questa voce, sta passione, la speranza che in paradiso può arrivare. No, ma no, come mancate.
grazie a tutti. Adesso passiamo col prossimo brano, Si nascesse ancora. Si nascesse nata vota, scusate. Grazie. Grazie. Bravissimo, bravissimo. Volevo fare i complimenti a Ignazio Caracosi per questi bellissimi arrangiamenti. Ma stiamo parlando di un grande musicista
cioè, perché Ignazio diciamo che è un grande proprio. E poi tu lo sai, quando andiamo a cantare si mette in quella tastiera, diciamo che la tastiera non è che suona. A perdere la testa. La tastiera balla, canta, salta, troppo forte. Cioè è inutile dirlo perché qua pubblicità non se ne fa, qua si parla di quello che è giusto che sia corretto, perché penso una cosa correttissima. Ignazio è un grande della canzone napoletana, perché tutti i canzoni in generale comunque perché, no in generale, perché dico il napoletano perché si sentono più le napoletane che altre cose, però dico il maestro Ignazio, diciamo tutti, diciamo, le basi partono tutte da qui, tutto succhi frutta, va, tutto dalla Flash Music parte Ignazio. Però c'è una cosa, io qua ho visto registrare anche persone che cantano inglese, scusate, perché mi sanno inglese, che cantano pure italiano, io l'ho visto io qua, gente che è venuta a fare dei CD inediti, sia inglese sia italiano. Ma veramente non è una cosa vera. Io siccome canto napoletano, per me l'orecchio è più orecchiabile, è sempre napoletano. Quasi tutte le canzoni napoletane partono dalla Flash Music. E poi ricordiamo che da Ignazio Caracausi ho sentito anche gente, almeno io particolarmente, sia cantare in inglese che cantare in italiano. E forse pure in francese. Comunque. Anche in francese. Stiamo scherzando. Allora adesso presentiamo un altro bravo ragazzo che è figlio d'arte. Questo è figlio d'arte, Questo è figlio d'arte in tutti i sensi, perché papà, oltre a essere da me, perché suo padre me vede, è un grandissimo artista di quelle proprio doc, io lo reputo a Palermo. Mettiamo in chiaro come un grandissimo artista, anche una grandissima persona. Lo diciamo dopo questo lo diciamo dopo, la replica la diciamo dopo. Stavo dicendo, il suo papà per me è un grande artista. Cioè, le metto là grande qui perché è proprio una grande, perché è un grande artista, ma non lo dice bene Alessandro, cioè, lo dice tutto il mondo. Dice bene la verità, perché stiamo parlando di un grande artista, oltre ad essere una degnissima persona, un cantante, oltre alla sua gentilezza, umiltà e cose varie, stiamo parlando di un grande artista, perché il papà è un grande artista. E il figlio se segue le orme del papà, perché il papà come se no, se non metteva a vedere, ci ha visto bene sicuramente. Io l'ho visto cantare in qualche scena spettacolo nostra, organizzata nostra, a me piace perché veramente, e poi a scuola la va buona, lo diciamo in siciliano, a scuola la va buona, è figlio d'arte. Non diciamo il papà perché il papà sarà qui tra poco. Presentiamo lui, Gregorio Di Giovanni. Ciao Gioia. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Gioia, come stai? Bene. Tu? Io lo devo dire, sono uscito dall'ospedale pochi giorni fa. Però va bene, aspetta, ci dispiace. Contusione, incidente, contusione ginocchio e gamba, niente di particolare, caviglia e ginocchio e tutto, però tutto a posto, siamo qui, facciamo una bella foto, ricordo intanto. Il bello della vita. Dico, siamo usciti dall'ospedale però per l'incidente, però tutto a posto, sono in piedi a posto, ma il top. Vabbè Gioia, intanto facciamo qualche saluto. Ci sono dei saluti. Dimmi. Allora, intanto salutiamo a mio cugino Masino Ceramitaro, a Grazia Ceramitaro e a Lorenzo La Rosa e a Mirko La Rosa, Carmelo La Puzzola, Lorenzo e a Lorenzo La Rosa, a Kevin Cappello, Filippo, a Paolo Cappello e un bacino pure da parte di Ignazio che è qua dietro le quinte. Poi c'è Filippo, Masino e Masino ce l'abbiamo salutato. No, perché io me ne sono scritte tutte, perché ai miei nonni, ne ho scritto 10 qua io, vabbè. Ai miei nonni e alle mie sorelle. Io mi associo a tutti i saluti di costui, che è figlio d'arte e lui canta bene, ragazzi, canta bene, Gregorio canta bene. Ti aspetta a Bosch. E l'altra sorpresa, Bambola, va benissimo, per noi e per voi bravissimo, figlio d'arte e sa cantare pure lui, fidatevi. Gregorio Di Giovanni, vai! E sto pensando ancora le cose che la sera, quando va prima volta ci siamo messi insieme e il resto chiuso fuori sotto questo cielo vanire, non manco le parole, posso sentire vicino, ti aspetto a bacio, ti prego scenda,
Solo un istante insieme a te voglio parlare. No, non ce la faccio, già parlare in te. Se mi lascio con lo bene, mo si ferma. Parlammi di, anche se non ci appiccica, di da te non mi può lasciare. Chi sta morendo dammi da come già. Si pensa che da già ascolta, le manda una libertà. Chi so dice che non ci stava a almeno una volta, prima che sono stata, non mai ci sono abituata a perdere questo cuore. Ci penso certi volte, ma come è capitato, il tempo sono perduta, non riesco a trovare strada. T'aspetto a bacio, ti prego scenda. Solo un istante insieme a te voglio parlare. No, non ce la faccio, già parlare in te. Se mi lascio con lo bene, mo si ferma. Parlammi di, anche se non ci appiccica, di da te non mi può lasciare. Chi sta morendo dammi da come già. Si pensa che da già ascolta, le manda una libertà. Chi ci dice che non ci stava io. Dammi da come già. Si pensa che da già ascolta, le manda una libertà. Chi ci dice che non ci stava io. Non ci stava io. Dai, vi faccio ascoltare Bambola. Scarpe con i tacchi e poi hai scollato rossi come piace a lui. Vesti alla moda, non ti mancano niente d'armadio. Lo siete smalto solo come tu ce l'hai. Nel tuo quartiere tutti i sanni fatti tuoi. Stanno un guaglione, cazzo tu puoi sbattere la coda. Sei maliziosa, tutto quanto danno a guardare. Quei vestitini, pare che spogliare sei già. Tu non dai confidenza, tu solo a chi la pensa. Aspetti solo quel momento quando ti innamorava. Bambola, col fisico perfetto da mattina mamma. Sognine copertine, tu non puoi studiare. A scuola professore ma ti innamorava. E riesci l'amore bambola. Sotto manco di scuola schiva verità. I buoni iniziavano nome che non sa. A te ti ammazzire ma non sa. Con l'amore la via tiene già. Sono un po' nervosa, fa di tutto per conquistare. Se che gli piace per lei non la lascerà. Te l'ha avvisato, tu puoi andare solo una serata. Sai che succede quando chi lo viene a sapere. Che la radio che le dedico so per te. Tu sei una stella ma il tuo cuore se te la chilla. Tu sbatto l'olio ma la sera mi ripassa. Gli fa un sorriso, ecco che lo fa piccere. Giuro ma non ti tiene, quando chi la combatte
aspetti sotto casa sui quando saltati ti mamma, ho il fisico perfetto da mattina mamma, sogni le copertine tu non puoi studiare, asco una professore fatta innamorare e 10 innamore mamma, sotto un banco di scuola schiva verità, i cuori mi iniziavano un nome che non ha, a te di mamma zine ma non sa, ma lui è fidanzato che facesse pure da nuova casa, quando vedi insieme tu sei geloso, te l'ho detto già prima appuntamento, io sono spogliata. Tu non vuoi studiare, a scuola professore basta innamorare, c'è niente vicino amore, Bravissimo, Gregorio, Grazie, Gregorio. Io ero con papà, stavo parlando di te. È un ragazzo che promette, Gregorio, è piccolo ma si farà grande, Gregorio canta bene, è intonato e poi la scuola non gli manca, perché ripeto, è della scuola di Giovanni, quindi cosa stiamo parlando? Ti farei grande, dimmi tutto, vita. Io volevo ringraziare a tutto lo staff di Bella Radio TV e anche a Grazie per le Causi che mi ha invitato, anche a te. Grazie. E io con questa vi posso salutare. Allora, a noi non ci devi ringraziare, ti spiego perché tu qua sei di casa. Grazie. Tu qua non c'è Siamo una bisogno, famiglia. non c'è bisogno di invito, tu quando vuoi c'è la trasmissione di Beni d'Alessandro, Gene Sorrentino e perché se scendo a cantare. Qua sei il padrone, va bene? Tu grazie. e papà pure. Va bene, Gregorio Grazie Di mille. Giovanni, applausi, vai. Adesso dobbiamo correre perché il tempo è tiranno, ragazzi, dobbiamo correre e adesso andiamo a presentare Grandissimo Altino. un altro veterano, la vecchia guardia, assai che manca dei radar della televisione, lui, io e tu pure, ci siamo presi una bella pausa che comunque non ha fatto male. Stasera bellissimo. troppo eleganti stasera, vero? Troppo. Siamo dei figurini. Dei figurini, sì, però gli occhiali non ti metti, a me ma si mette tu la stessa dentro, vabbè. Ok, il mio siciliano fa sempre parte doc perché me lo chiedono. Allora ragazzi, è arrivato il momento di presentare il top. Tony. Aspetta. Lui è un fans fedelissimo del grande Tony Bruni e non può altro che fare cantare le canzoni di Tony Bruni. Stiamo parlando del grande Federico Bruni. Buonasera. Buonasera. Aspetta un attimo, facciamo su saluto, lo faccio io o tuo figlio, uguale, no? Allora faccio io, allora, Nunzio d'Augusta che ci saluta dalla provincia di Siracusa. Vabbè, salutiamo tutta Siracusa, Siracusa, Catania, Paternò, Enna, Messina, Trapani, noi salutiamo tutto, tutta la Sicilia e tutta l'Italia e tutta l'Europa. Un saluto a Salvatore Uggianello e tutta la sua famiglia. Un saluto alla famiglia Mazzaranes. Peppe Mazzanares e il papà Totuccio e tutta la sua famiglia. E Rita. E Rita, Mi associo, certo, mi associo. Rita. Un bellissimo bacio a Rita e un grande saluto di vero cuore. E tutta la famiglia Mazzanares, in certo, tutta la particolare. famiglia Mazzanares. Poi c'è Andrea Gazziella, sì, Andrea Gazziella. Maestro, Vabbè, possiamo siamo andare? pronti? Spina Maria, quale sia? Sì. Federico Bruni. Nonna tua e tengo paziente voglio, o cuore tuo e sta vinta gente cosa, e tu da me sta pognere, sto cuore può pure a me.
vanite 100 core, azzetate 100 bocche vanno a te, Sina Maria. Bocca che fai impazzire, cuore che fai morire, ho bisogno pazzi di che me ne vanno, sta vita mia. Non campa se pensi te, fanno che lei che può. Spina Maria. Dinda che sto chiedendo, che cittadina, raggi passione, ma ne ho spezza cuore. Io non voglio credere, ma voglio solo a te. Spina Maria, bocca che fai impazzire, cuore che fai morire, ho bisogno pazzi di che me ne vanno, sta vita mia. Non campa se pensi te, fanno che lei che può. Spina Maria, sia vita pa montagna, pare la voce antica che se lagna, chi è che chiagna. E un gigante da montagna, ma come se lagna, ma come se lagna, ma come se lagna. Tenevo poco in te pena, e mo ma pena, e mo ma pena, e mo ma pena. Tenevo capire, catturavano sole, con la cotta, faceva l'amore. Tenevo una forza, che si s'arrabbiava, la gente tremava. Ma de paura e un gigante da montagna, monapoligiane, 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 monapoligiane. E scende da cielo, la nuvola d'oro, tu niente braccia, e mentre tu vaso, se sente lontano, una mandolinata, con una vola tutta, che viene a cantare. E un gigante da montagna,
Monapoli chiagne, Monapoli chiagne, Monapoli chiagne, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grazie. Complimenti, Federico Bruni. Il ritorno. Qualche altro saluto che dobbiamo correre? A tutti i miei figli, a mia moglie e a tutti gli amici, ok? Mi associo. Va bene, Federico, Okay. a lui, Federico Bruni, vai. Allora, adesso purtroppo il tempo è tiranno. Io non ho preparato niente, dalla regia quello che mi manda il maestro facciamo. Questo è suo? No, prima prendevo il microfono, per favore. C'era anche l'ospite di chiusura, sì. Allora, questo a lei. Io non ho preparato niente. Signori, per noi e per voi, bravissimo Benny. Alessandro, va. Rivivere di nuovo questa sera, ricordi così belli del passato. Il primo bacio e tu che mi dicevi, stringiamo forte. Vedri appannati ad un interno freddo, un cuore disegnavi con 2 frecce, e poi all'improvviso ti trovai, intasti braccia, e ti spogliavi piano piano e mi dicevi t'amo, e io te passavo fuori e te stringiva a me, e che fai sempre più bello che gira, fatti in casa terrena e poi mi sputta papà, e io faccio stessa dicendo bimba tu mamma sarai, poi ci fermammo un istante e ci mettiamo a pensare. Sulla spiaggia, il mare nei tuoi occhi contro luce, più bello di una rosa e il tuo sorriso, sia vita mia. Col vento tra i capelli sei stupenda, tiriamo sassi tra 2 onde basse, corriamo a piedi nudi sulla sabbia, quanto ti amo, e poi cadere sulla sabbia marcia all'infinito. Un'onda grande ci travolge e ci ridiamo su, e te fai sempre più bello quando te vedi gira, attinta casa serena e poi mi sputta papà, e io faccio stessa dicendo bimba tu mamma sarai, oggi per mamma ristate e ci mettiamo a pensare. E te fai sempre più bello quando te vedi gira, fatti in casa serena e poi mi sputta papà. La seconda la dedichiamo alla famiglia Mazzares, in particolare al mio compare Giuseppe, vai. Si dice che la moglie o marito sono sangue prestato. Per me non è così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi? Ma dormiamo con te. E che volessi chiudere la vita? Tu sei girato un monolito e fuori, ma nata con me
te sicuramente non la incontrassi più. E ringrazio a Dio che esiste tu, camerata nata volta vita, per niente io m'allontanassi da te. Quanta notte che passa scetata soffrendo per st'amore, pensando a te che una dorme curata non sai come si muore. Più tempo passa più dentro al suo cuore si fa grosso dolore, ma io voglio solo a te. Sempre vicino. Com'era? Non ho capito. Bravissimo. Bravissimo. È bellissima canzone. Questa è una canzoncina veramente bella. Troppo bella. La dedichiamo pure a lui, che è pure fanza mio. Mi associo. Va bene. A Tony, grande amico mio. Spaccagliaccio si può dire? Ok, va bene. Allora ragazzi, io sono veramente contento perché questa canzone veramente mi ha fatto. Una bellissima. Mi ha fatto veramente. Cioè, la voglio in tutte le serate che faccio, è bellissima questa canzone, è veramente. Poi la facciamo anche con me, Sogno ragazzi. Allora, io devo andare non manca tempo, corsa. non manca tempo. Quindi abbiamo gli ultimi due ospiti, l'ospite d'onore, voluto fortemente da me, naturalmente anche da tuo papà, naturalmente anche da te, ma la prima foto la feci io, che se non c'è Giovanni, ben innocente. Quindi chiamiamo adesso, cioè possiamo dire veterano, però io non dico veterano, io dico il mostro sacro di Palermo, perché per me, dopo Tony Bruni e Pino Marchese, c'è Gianni Di Giovanni. Lo dico, lo dirò sempre, senza offesa per nessuno. Per me Gianni Di Giovanni è il top, il re di Palermo, lo dico qui e non è che. Stiamo parlando del grande Gianni Di Giovanni. Vai! Ciao Giovanni. Maestro. Buonasera a tutti. Oggi portato, hai visto? Buonasera, sono contento di essere qua, sono felice di essere per la prima puntata qua con voi, perché voi siete della mia famiglia. Giovanni, io sono onoratissimo di averti qui e io ti voglio dire, anche siamo a questo discorso, che tu apri e chiudi la puntata, che noi abbiamo tante puntate qui e io ti voglio, perché poi facciamo qualcosa con il maestro quando sarà. Ti ringrazio, però volevo fare un salutone alla famiglia Manzanaro. Ciao Giuseppe, me compare. Un bacione a suo padre, Totuccio, a tutta la famiglia. Bella Radio la salutiamo sempre. A tutta la Bella Radio, a tutto Catania, tutta la nostra bella Sicilia.
E poi vorrei mandare un salutone alla famiglia Sorrentino. Grazie. Poi c'era anche la famiglia Palumbo. La famiglia Giovanni. Ciao Giovanni, ciao Peduzzo, a tutta la Totò, ciao a tutti quanti, Peduzzo. Un bacio. E il papà di Mazzarane, Ozzo Totò. Ciao Totò, ciao Totò. Grande, tutta la famiglia completa. Tutta la famiglia completa, ecco, questo vorrei. Io sono felice di essere qua e lo dico un'altra volta. Giovanni, tu sei felice, io sono onoratissimo di avere un artista con la maiuscola quanto un palazzo che si chiama Gene Giovanni al mio fianco. Io sono cresciuto con te artisticamente, per me sei il top, Giovanni. Grazie, number one. Grazie. Comunque, perdonami, dedicata a tutti quanti, va bene? Vi lascio con la voce spettacolare, magnifica, meravigliosa del grandissimo Gianni Di Giovanni. Vai! Grazie. Non è chiudendo per me, sorrido nata per stare insieme a te. Ho sbagliato il giorno, non succede più, tutto è passato, voglio cancellare. Perdonami, è tutto male che ho fatto a te. Perdonami, sta vita non è vita senza te. Fino no, ho soltanto un'occhiata sul conto non si sente, ho poca visione. Non ti preoccupare per me che sto vivendo l'inferno nella giungla di Palermo, non farti prendere il resto sveglio. Pure io ho fatto la galera per giorni, tutto per amore e per i soldi. La lealtà non per la mia famiglia, la dignità non la vendo per niente a nessuno. Yeah. Perdonami, è tutto male che ho fatto a te. Perdonami, sta vita non è vita senza te. Grazie. Stasera sia ancora chiusa
musica regala è più bella. Io questa canzone, la prossima, la volevo dedicare a Paolo Cappello con suo figlio Kevin e volevo dedicare agli amici di Adrano, che ci vediamo a luglio Adrano, e poi agli amici della Puglia. Va bene? Ci risentiamo, ciao. Va bene ancora, che non ti si scorda di me. Giuro, carino lieta sera, e pensate sempre a me, amore mio. Sono innamorato di te, io sono stata male senza te. Quasi una settimana fa, abbracciami così, fammi sentire la forza bella, che si stringe a me, abbracciami così, fammi male d'amore, non me lascia mai più. A gelosia te fa sbagliare, a gelosia te fa provare, prova che non esiste. Sono state sempre pazze te, e tu più pazze me, non c'è mai perdere, abbracciami così, facciamo pace da nuovo. Cuore mio, guarda, con te io sono sincero, se faremmo cuore senza te, amore mio, vivo insieme a tu ci sembrato prima passo 7 mesi fa, abbracciami così, fammi sentire la forza bella, che si stringe a me, abbracciami così, fammi male d'amore, non me lascia mai più. A gelosia te fa sbagliare, a gelosia te fa provare, prova che non esiste. Sono state sempre pazze te, e tu più pazze me, non c'è mai perdere, abbracciami così, facciamo pace da nuovo, cuore mio.
Giovanni, dietro le quinte c'era Tony che stava uscendo pazzo di questa canzone. Bella, mio bella cugino canzone. spacca ghiacci. Tony, una canzone bella, Giovanni, bellissima. È un grande fan. Bellissima canzone, Giovanni, complimenti per bellissima. bellissima. Così in preparazione ce ne sarà un'altra perché abbiamo messo questa voce in questa canzone. Il pezzo già è di Pezzosi, arrangiato del signor Caracausi, grande maestro Caracausi. Ne va a fare bene, Giovanni, fare bravo. Vabbè, no. Ne va a fare bene, fare bravo. Va bene. Allora Giovanni, noi siamo stati veramente onorati e io, come ho detto a tuo figlio poc'anzi, te lo dico pure a te, poi vedere la replica. Tuo figlio ha detto grazie, no, qua grazie non ce n'è, qua no, tu e tuo figlio no, ringraziamo a quelli che fanno questa trasmissione a casa, è giusto. A casa di Ben Alessandro quando la trasmissione è mia, Gianni, Giovanni e suo figlio non sono mai ospiti, quando poi viene chiama Benny stai scendendo va canto, proprio grazie Benny. Vabbè, un canto io perché cantare Giovanni. No, che c'è, a disposizione, magari pure una canzone l'uno. Giovanni, io una cosa la dico qua pubblicamente, tu da me non sarai mai ospite, tu sei di casa, è diversa cosa. Facciamo appresso ci sarà una cena spettacolo che io voglio annunciare poi con Maurizio. Volevo dire questo. Non so ancora i cantanti che siamo sul tavolo qui seduti ancora da giorni a decidere chi è, però sicuro c'è Gianni Giovanni. Volevo salutare a tutti gli amici di Novara che il giorno 13 saremo aprile a Novara con il maestro Ignazio. E domenica che saremo assieme pure si sta lavorando quest'anno. Io voglio salutare tutti i comitati, perché ancora ci sono i comitati. Dico tutti diciamo i rioni di Palermo e poi volevo salutare la famiglia Cangelosi di Lodi, salutiamo. Un bacione alla famiglia di Cangelosi. Va bene. Lodi, Milano. Lodi, io ci sono stato a Lodi 4 anni, ci sono stato. Perciò conosco tutti. Noi prossimamente con Maurizio stiamo facendo una bella spettacolo, non sappiamo ancora il giorno, però Giovanni sarà con noi. Io vi ringrazio, io sono a disposizione vostra e vi ringrazio un'altra volta che mi avete dato questa opportunità di essere qua. Alla prossima vi presento questa canzone nuova a sorpresa, va bene? Grazie, no. Volevo salutare. Sei di casa, Giovanni. Volevo salutare Gianni Pezzosi che mi ha mandato questa bellissima canzone. Ciao Gianni. Ciao Gianni. A più presto fuori e ci sentiamo, va bene? Ciao a tutti e grazie. Grazie Giovanni. Allora, io con Gianni ci conosciamo tantissimi anni, però per me è sempre un'emozione averlo qui con noi, che Giovanni è il top dei top. Allora, io poi volevo salutare intanto Enzo e Fabrizio, li salutiamo, e poi volevo dire, annunciamo subito che questa diretta andrà in replica mercoledì alle ore 22, quindi alle 10 di sera, alle 22, va bene? Poi volevo dire che noi prossimamente lunedì saremo nuovamente qui alle ore 21, sempre in compagnia di Benedetto Alessandro e Gianni Sorrentino e altri ospiti che comunque ci saranno prossimamente. Questo lo do a te. Allora io vi lascio. Io volevo andare a salutare a mia sorella, a mia madre e a mio padre. Io mi associo, è venuto che lo dico. Buon compleanno a Mirko e a piccolo Giovi. Tra poco andiamo a aprire la torta. Un saluto sempre a tutta Bella Radio TV e tutto lo staff al completo. Grazie sempre a voi per essere qui, perché dobbiamo dire sempre grazie a loro. Grazie della sua disponibilità, grazie a questa emittente. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle ore 21, replica mercoledì ora alle 22. Saluto tutta la famiglia Sorrentino, tutta la famiglia Marzanelli, la famiglia Padronamenti, tutti coloro che hanno ascoltato o quantomeno visto questa bellissima diretta. Alla prossima, vi lascio la voce del bravissimo. Io volevo andare a salutare a mio zio Franco e a mia zia Silvana. E a Maurizio, lo saluto io. Vi lascio con la bellissima voce del bravissimo Gianni, con un bacio e un abbraccio sorrentino, vai! Grazie. Pronto, mamma? Gianni, papà è uscito in libertà. Curro, vieni a casa. Io vero, sto venendo. Schifizzo cresciuto con coppe quartiere. Già 13 anni che ci vengo perché scamo.